I numeri crescono anche in Italia, ma la situazione da noi è comunque migliore che nel resto d'Europa. È necessario però tenere la barra ferma, non mollare sulle ormai note regole. Quanto a chi non ha ancora scelto di vaccinarsi, ecco l'analisi di Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Fondazione Città della Speranza. Ci sono due categorie di persone che non sono vaccinate ancora, quelle che hanno paura, e a queste persone dobbiamo parlare, dobbiamo spiegare che il vaccino è sicuro, che non ci sono effetti collaterali importanti, che comunque il rischio dato dall'infezione è decisamente più grande e che questo virus continuerà a circolare, per cui ce lo prenderemo tutti, cioè chi non è vaccinato si ammalerà prima o poi. E lì è come, non so, giocare alla roulette russa, può andare bene, può andare male. Invece a chi manifesta devo dire che basta, che ci siamo stancati perché stanno veramente godendo delle libertà, no? Di uscire, di andare per strada a manifestare solo ed esclusivamente perché noi ci siamo vaccinati. Se loro non si fossero vaccinati saremmo tutti chiusi in casa in lockdown. Però vaccinare la parte debole, no, del mondo, con vaccini come questi che necessitano anche di delle accortezze, perché sentivo per esempio che in molti paesi più poveri non esiste nemmeno un'anagrafe, quindi figurarsi, cioè, come si fa? Però è stato fatto in passato, cioè noi abbiamo anche in Africa, nei paesi poveri, delle campagne di vaccinazione, quindi non è impossibile da fare. Quello che bisogna fare è produrre più vaccini, quindi adesso per esempio l'arrivo del vaccino proteico è molto importante da questo punto di vista perché è più facile da trasportare naturalmente e poi dobbiamo sospendere i brevetti in modo che ci siano tantissimi siti di produzione nel mondo in modo da poter avere abbastanza dosi. È fattibile, la vaccinazione di massa sappiamo che è possibile, l'abbiamo già fatta. Quel che è certo è che l'ormai noto anche volto televisivo è che in casa sua, racconta, i Novax a Natale non solo non sono graditi ma non entreranno proprio. Dobbiamo dare dei segnali molto chiari, io non farò entrare in casa mia ho amici e persino qualche parente Novax, ma non entrerà a casa mia a Natale perché voglio proteggere non solo la mia stessa salute ma voglio proteggere quella dei miei genitori soprattutto.